La priorità dei territori con la definizione di un programma comune sulla sicurezza urbana e sulle zone rosse. La Lega Veneta incontra i gruppi civici delle grandi città della regione per definire strategie condivise a livello locale in vista delle elezioni amministrative. Vogliamo essere i promotori di una rete di civiche capace di vincere le prossime elezioni amministrative nelle grandi città. La Lega è la casa delle liste civiche, è la casa delle liste territoriali e questo dobbiamo continuare ad essere. Alla riunione nella sede regionale di Noventa Padovana hanno preso parte oltre 30 amministratori appartenenti a gruppi civici delle città, sopra i 50.000 abitanti, fra i presenti Valeria Cittadin, sindaco di Rovigo, ma anche consiglieri comunali di Padova e di Vicenza. Tra i primi pensieri della Lega però resta l'individuazione del candidato alle prossime regionali al posto di Luca Zaia. La risposta arriverà dal tavolo nazionale, ma sul territorio la ricerca è aperta. Noi stiamo facendo il nostro lavoro per individuare i migliori candidati possibili per offrire ai veneti una squadra capace, moderna e soprattutto idonea ad affrontare quelle che sono le sfide che i prossimi anni richiedono per questo territorio. Siamo assolutamente consapevoli che questo territorio ha tanto da dare e che le energie che stiamo forgiando nelle amministrazioni comunali siano le energie capaci di vincere le sfide che abbiamo davanti. Stefani resta tra i papabili, fresco di riconferma, vice segretario di Salvini. Il suo nome piace al partito e ha ricevuto i complimenti del ministro Giorgetti, a differenza invece di quello di Roberto Vannacci, il generale del mondo al contrario, anche lui nella squadra dei 4 vice segretari. La sua nomina all'interno della Lega ha creato delle frizioni tra i militanti, polemiche però smorzate da Stefani. Io credo che i veneti abbiano una grande responsabilità, ma soprattutto abbiano anche una grande capacità, quella di polemizzare poco e di lavorare tanto. Io sono a disposizione del movimento, farò quello che ho continuato a fare nel corso dei mesi scorsi. La Lega ha bisogno di una capacità di essere capillare sui territori. Questo è quello che noi vogliamo fare, questo è quello su cui io lavorerò come vice segretario federale.